Vediamo se ce l'avete fatta. Sì, ce l'avete fatta, grazie. Torno a casa col mio libro bello colorato. Ma l'avete colorato voi, già lo conoscete? Lo volete vedere? Vabbè, basta chiedere, se volete ve lo mostro. Siete stati bravi, avete usato i colori, siete andati nelle righe, bravi, anche perché vi racconto cosa mi hanno combinato. Una volta sono stata a una festa, c'era anche quella bambina lì, mi hanno fatto uno scherzo i bambini, hanno fatto tutti così, hanno preso dal cielo delle gomme magiche, si sono messi a far così e mi hanno cancellato tutto. Ma per fortuna che voi non lo fate, che non siete no ragazzi, no anche tu che sembravi un angelo, anche tu che eri così buona, no. Ah mamma mia, guardate, io adesso apro il libro, se lo trovo bianco siete tutti nei guai, ma tanto è impossibile, non ce l'avrete mai fatta, è impossibile. Bravi, ridete. No, non va bene, ma vi do un'altra possibilità, facciamo così, mettete tutti fuori la mano destra. La mano destra è quella che ha il pollice a sinistra, controllate se non sapete qual è la destra, pollice a sinistra. No, questa di qua. Ora do a tutti una matita magica. Dovrete pensare a un animale e disegnarlo tutti quanti in aria. Mi raccomando, non scarabocchi, fateli belli. Disegnate tutti in aria un animale, fateli belli. Fatto? Adesso prendete il disegno, ne fate una pallina, la tenete nella mano destra e la tirate qui. Ok, vediamo se ce l'avete fatta. Bravi. Ora facciamo così. Li ricoloriamo, però facciamo così. Ascoltatemi bene, senza farvi male, ripeto, senza farvi male, i colori li grattate via dai vestiti degli altri bambini, non dai vostri. Andate dagli altri bambini, grattate e tirate, grattate e tirate, grattate e tirate. Dai. Chi ha le pulci ne approfitti adesso, ora mai più. Grattate e tirate, grattate e tirate, grattate e tirate. Stop. Vediamo se ce l'avete fatta. Sì, grazie. E ora torno a casa col mio libro. Non c'è il pipistrello! Mamma mia. No. Con due mani addirittura. No, allora va bene ragazzi. Va bene. Io avevo qui un regalo per tutti. Se adesso apro il libro e lo trovo bianco, vi saluto, prendo le mie cose e me ne vado. Niente regalo. Vediamo. Peccato. Ciao. Come no? Era solo uno scherzetto. Volete un'altra possibilità? Antonio! Vediamo un po'. Volete il regalo? Volete il regalo? Dai, va bene, ve lo do. Spero che vi piaccia, abbiamo scherzato, ma spero che il mio regalo vi piaccia. Li ho dimenticati a casa. Guardate quante cose avevo da portare, ho portato perfino il mio fotografo personale, cioè sapete, a metterlo nella valigetta, è facile che mi dimentico un regalo. Ah, perché lo volete? Lo volete proprio il regalo? Non so se funziona, proviamo. Para. Forza non c'è! Ragazzi! Para! Oh mamma mia, adesso sono arrivati! Vediamo un po'.
Ci sono dei braccialetti magici per tutti come il mio e ci sono anche dei biglietti magici. Vi insegno come funzionano. Guardate, i braccialetti funzionano solo nelle mani dei ragazzi, mentre gli adulti solo nelle mani degli adulti, mentre i bigliettini solo nelle mani degli adulti. Si fa così: vi mettete il bigliettino nel braccio, così quando vi vedono in giro tutti sapranno che siete stati a uno spettacolo di magia. Però fa anche una magia in congiunzione con il bigliettino. Lo date alla mamma, al papà, chi volete, e poi recitate una formula magica che ha anche dei gesti. Dovete stringere bene il braccio dove c'è il braccialetto, alza il pugno dove c'è il braccialetto, alzare una gamba, fare questo movimento qui e recitare la formula magica che è: voglio la magagaia al mio compleanno, voglio la magagaia al mio compleanno, voglio la magagaia al mio compleanno. Per magia forse apparirò al vostro compleanno. Allora li volete? Benissimo, allora siccome siete in tanti, poi con calma ci mettiamo qua, ce l'ho per tutti, se volete farvi un giro e poi tornare, che ci mettiamo tanto, non c'è problema, io rimango qui. Intanto vi saluto, sono la Maga Gaia, alla prossima, grazie mille.